lascia subito un bel mi piace e sostieni la carriera allenatore di Superallan col Napoli. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui col quinto episodio della carriera allenatore col Napoli. Non vedevo l'ora di farvelo vedere perché veramente sono successe tante belle cose. Subito, un bel mi piace, una bella iscrizione, iscrivetevi al canale, voglio vedere il video e non siete iscritti non ha senso. Lasciate tanti commenti, hashtag consiglio, consigliatemi le mosse per questa squadra e fatemi sentire tutto il vostro calore. Andiamo dentro, dai! Ed eccoci qui con il quinto episodio di questa carriera allenatore col Napoli. Ragazzi, siamo lasciati con due vittorie, le prime due vittorie di questo nuovo campionato col Monza e con la Sampdoria. Prima di andare avanti devo fare qualche modifica perché ho notato qualche commento che me l'ha fatta notare questa modifica da fare. Innanzitutto Stefano Russo, che saluto, mi scrive: Adama Traoré ha il numero 10, cambiala Giovanni. Ci credo, il numero 10 nel Napoli ne poteva essere solo uno, ritiriamo questa maglia pure sul gioco, quindi cambiamo subito il numero 10 ad Adama Traoré, che mi è sfuggito, sul sincero. E allora andiamo subito a modificare il numero dietro la maglia di Adama Traoré, che come leggiamo anche qui in grafica è il numero 10. Io mi scuso, ovviamente mi era sfuggito, numero di maglia numero 10. Diamo... come si cambia? Gesù, non so come si cambia. Bella. Ma io vi giuro che sto perdendo la testa di tutta sta cosa, quindi vi prego aiutatemi nei commenti. Sarò un boomer, sarà che non gioco a FIFA da troppo tempo. Ragazzi, come si cambia il numero dietro la maglia di un giocatore? Pensavo si facesse qui modifica giocatori, andavo sul giocatore Adama Traoré, ci cliccavo e poi sul numero di maglia lo cambiavo. Non me lo fa modificare, non mi fa fare niente, mi fa andare solo avanti. Aiutatemi, voglio. Altra cosa invece che volevo fare, a proposito di Adama Traoré, quindi di quella fascia, mi è stato consigliato un altro giocatore nei commenti. Il consiglio mi arriva da Vincenzo Iorio, saluto anche Vincenzo. Compra Doku, Singo e Lukeba. Allora, per il momento sono interessato a guardare Doku, eccolo qui, Jeremy Doku, 20 anni, AD, totale 75, ma c'ha un'accelerazione pazzesca ragazzi, 94, 89 velocità scatto, agilità 89, fa paura. Aggiungi a preferiti a mercato, 12 milioni e 5 tra l'altro. Vabbè, a sto punto ce ne andiamo a vedere anche gli altri due, così non si pigliano collera. Singo, eccolo qui, Wilfried Singo. Chiede a Cattaneo di seguirlo, aggiunge a preferiti, anche lui ha un bello scatto, 89, e quindi ci potrebbe stare, perché a questo punto lo potrei mettere al posto di Di Lorenzo per farlo rifiatare. Vediamo anche Lukeba, difensore centrale, 19 anni, del Lione, anche lui tanta roba, chiedi a Bruno di seguirlo e aggiunge ad mercato. Grazie mille per questo consiglio. Quindi io vi ricordo, hashtag consiglio nei commenti e continuate a consigliarmi i giocatori da prendere, perché come vedete vi inserisco nell'episodio. Avanza, ultimo giorno, manda all'area progetti di mercato di un'altra squadra soffrendo un giocatore all'ultimo istante. No, avanza di un'ora, vediamo, sta per finire il mercato ragazzi, ultime ore di calciomercato. Meret, 19 milioni per Alex Meret. Ragazzi, io Alex sicuramente non lo impiegherò tanto, però ci sarà qualche partita in cui farò rifiatare Navas, motivo per cui rifiuto l'offerta ragazzi e andiamo avanti. Alex, credo in te anche sul gioco, dai. Piotr Zielinski, 45 milioni e 900 mila dal Villarreal. Ragazzi, sono costretto a dire di no. Piotr sta veramente facendo bene, quindi rifiuta l'offerta, sono convinto di quello che sto facendo. Andiamo avanti, mancano 5 ore alla fine del calciomercato. Ecco qui altra mail. La squadra Athletic Bilbao ci ha fatto sapere che è disposta ad offrire Daniel Vivian più un conguaglio di 1.650.000 per Mattias Olivera. No ragazzi, no, i miei pezzi pregiati non li do, rifiuto offerta. 2 ore, un'ora e va bene così. La squadra Ren, Alex Meret, 19 milioni, assolutamente no, ho già spiegato, rifiuto offerta. E poi ce n'è un'altra per Mario Rui, anche in questo caso il Milan addirittura. Che è? Teo Hernandez, rifiuto offerta. Maritilla sta con me. Avanza di un'ora e termina qui esattamente questa sessione di calciomercato. Sono molto soddisfatto del mercato che ho fatto. Tra l'altro voglio un attimo andare a fare un recap di questo mercato e voglio sapere da voi nei commenti se vi è piaciuto. Ho acquistato Ahmed Junior Traoré esterno sinistro, Fagioli a centrocampo, Benzema in attacco, Adama Traoré sulla corsia di destra, Keylor Navas in porta e William Saliba difensore centrale. A me questo mercato è piaciuto tantissimo, fatemi sapere la vostra nei commenti. E adesso andiamo avanti.
La squadra Atletico Madrid ci ha fatto sapere che è disposta ad offrire Leonardo Di Stato più un conguaglio di Milano per Matteo Politano. Ma vi potete tenere? Matteo Politano resta con me. Abbiamo aggiornato il resoconto su Alia, piano di crescita. Gli diamo questo piano di crescita, regista, ok? Promuovi in prima squadra. Allora io a questo punto andiamo in Abrosa e inseriamo la giovane promessa Ali a lista prestiti, così che lo facciamo crescere come gli altri due. Avanza. E signori, ci siamo. Terza partita di questa nuova Serie A, conferenza stampa. Giochiamo contro la Juve. La squadra FC ha visto l'ultima partita con 2 gol di scarto. Credo che quella prestazione possa aver tirato su il morale. I nostri avversari farebbero bene a tenere. I ragazzi hanno giocato bene. Diamo fiducia ai nostri ragazzi. I ragazzi hanno giocato bene. La tua squadra è in un ottimo momento. Crede che riuscirete a confermarvi sugli stessi livelli nelle prossime partite? Possiamo fare ancora meglio. Ora che il mercato è chiuso, possiamo chiedere se la rosa a disposizione la soddisfa? Siamo coperti in tutti i ruoli. Giornalisti, non mi fa, ti rispondo sempre lo stesso. Ok, conferenza chiusa. E quindi ragazzi, immergiamoci in questa nuova partita Napoli-Juve. Mamma mia. Benzema dal primo, Adama Traoré sulla destra, Kvaratskhelia, Zielinski, Lobotka, Anghissà, Di Lorenzo, Rachmani, Saliba, Mario Rui e Keylor Navas tra i pali. Gioca partita. Ed eccoci qui signori, giunti al Maradona per Napoli-Juventus. È il primo vero big match di questa Serie A. Parte il Napoli. Mamma mia, che adrenalina e che ansia. Eccolo qui ancora Zielinski che vede dall'altra parte molto bene Benzema che vede sulla corsa Kvaratskhelia, la finta di Kvaratskhelia. Dietro ancora per Benzema, potrebbe calciare lui. Il primo tiro è del Napoli. Qui riparte la Juventus. Allora Lobotka, ottimo il recupero di Lobotka. Ecco qui ancora la palla per Benzema. Cosa si divora Benzema, Karim? No, Karim, cosa si divora Benzema? Ancora lui vicino al gol. Mario Rui è costretto ad inseguire. Potrebbe metterla al centro anche il Di Maria. E qui l'azione si fa pericolosa. La Juventus attacca in questo momento con Mario Rui. Un pasticcio della difesa. Ma Keylor Navas c'è. Ora può avanzare Chiesa. Chiesa indisturbato. Chiesa! Navas, il primo vero intervento della partita per Navas. C'è anche la Juventus. Adama Traoré che può ripartire. Di Lorenzo sulla corsia. Ancora Adama Traoré. Eccolo qui. Sta per scadere il minuto di recupero, ma l'arbitro fa giocare. Ancora Benzema per Kvaratskhelia e mi interrompe così l'azione. Ovviamente arbitro di merda. Gioco corrotto. Giustamente 0-0, finisce il primo tempo con un Napoli molto più pericoloso. Qui ancora Kvaratskhelia. La palla, mamma mia che invenzione di Benzema per Zielinski. Altro interventone di Szczesny, la palla non vuole entrare. Allora qui è tempo di cambi. Facciamo uscire uno stanco Kvaratskhelia, mettiamo al suo posto Ahmed Junior Traoré e poi proverei con Raspadori al posto di Benzema come prima punta. Calcio d'angolo per la Juve, viene battuto corto. È uno schema degli uomini di Allegri. Con qui ancora la Juve che potrebbe arrivare alla conclusione. Mamma mia, parata. No, fuori direttamente. Pensavo parata di Keylor Navas. Allora va bene così con Lobotka che riparte per Zielinski. Zielinski vede sulla corsia molto bene Adama Traoré per il nuovo entrato. Raspadori è fresco. Raspadori! Giacomo! Jack! Raspadori! È appena entrato, quindi il cambio che cambia la partita a tutti gli effetti. E allora gli amici lo vanno ad abbracciare. Giacomo Raspadori, guardate lì che passaggio di Adama Traoré. Raspadori davanti al portiere, non sbaglia. 1-0 per il Napoli. Quando siamo al 75esimo, quindi attenzione adesso perché la Juve potrebbe tornare. E qui la Juve attacca. Attenzione amici, attenzione lì dietro. Mamma mia, Saliba, un muro. Ecco qui ancora Adama Traoré. Mamma mia come lo cerca e come lo trova lì Raspadori, la palla dentro, forse sbagliata come scelta. È chiamata agli straordinari la difesa del Napoli con Vlahovic che tira, la palla resta lì. Di Lorenzo con tutta la calma del mondo. Quando siamo nel primo minuto di recupero e finisce qui. Il Napoli vince il primo vero big match di questa stagione
col risultato di 1-0, gol di Raspadori. Grande intervista post partita, vai. La Roma che pareggia con l'Inter 2-2. Siete riusciti a vincere un match combattuto grazie a un gol nella ripresa. Cosa ha fatto la differenza secondo lei? Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Non c'è tempo per pensare alla Juve. La squadra Napoli l'ha spuntata al termine di un match combattuto, ha avuto paura di non farcela. Poteva succedere di tutto. Vi siete presi la rivincita con la squadra Juventus. Cosa è cambiato rispetto all'ultima partita? Ci abbiamo messo più grinta. E va bene così. Bene, bene, bene. Mamma mia, che animazione. The Champions. Mamma mia, la prima con i Rangers. Allora facciamoci la conferenza prepartita anche di questa prima di Champions League. Riuscirete a raggiungere le fasi avanzate di UEFA Champions League questa stagione? Dovremmo gestire la pressione. Riuscirete ad esordire con una vittoria? Dobbiamo rimanere concentrati. Cambierà strategia? I ragazzi lavorano sodo. E allora amici, giochiamoci questa partita. Allora facciamo giocare Benzema dal primo, stavolta Traoré. In difesa al posto di Saliba mettiamo Kim e al posto di Anguissa mettiamo Ndombele. Tutto pronto. Napoli Rangers. E allora amici, è il debutto del Napoli in Champions League al Maradona. C'è il Rangers, Napoli Rangers parte a vuoto, stiamo andando a vuoto. Mamma mia, Wagyu Keylor Navas, mamma mia. E allora riparte il Napoli con Karim Benzema. Mamma mia che palla, guardate qui, Ndombele per poco. Allora ripartono i Rangers, tiro, fuori. Viene a prendere il pallone in mezzo al campo. Guardate qui che palla, che dà per Politano davanti al portiere. Politano la può mettere dentro per Benzema. Questa catena funziona una meraviglia. Politano, Benzema, la palla per il 9, Karim The Dream esulta e fa bene. 1-0 contro i Rangers in casa. Recupera un altro pallone. Allora qui Politano molto bene per Zielinski. Ancora Politano ha una prateria, la palla ancora dentro per Benzema dall'altra parte. Ma che azione che ha fatto il Napoli. 1-2 clamoroso, pazzesco. Politano, Benzema, Zielinski la chiude. Il numero 20 fa 2-0. Mamma mia che Napoli, è uno spettacolo. Ma il Napoli gioca una meraviglia. E qui recupera un altro pallone con Lobotka, la palla ancora dentro per Zielinski che si fa tutto il campo. Zielinski, che gol, chapeau completamente per Zielinski, un gol clamoroso sotto l'incrocio. Mamma mia, si fa tutta la difesa e con un destro, un siluro, la mette lì dove il sole non batte, dove il portiere non può mai, e dico mai, arrivarci. Che Napoli! Attenzione qui all'azione dei Rangers che potrebbero arrivare alla conclusione e invece no, Rachmani gli impedisce la conclusione e finisce qui il primo tempo. 3-0, esordio da paura del Napoli, ma vediamo il secondo tempo. Attenzione all'azione chiusa con il culo. Mamma mia che parata che ha fatto Navas. Altro calcio d'angolo per i Rangers che la mettono questa volta al centro dell'area e arriva il gol amici. Arriva il gol che accorcia le distanze e 3-1 i Rangers rientrano in partita. Ancora per Lobotka, cerca uno spazio, non lo trova e allora dentro ancora per Matteo Politano, la palla resta lì. Lobotka, Ciccio Lobotka 4-1. Raga, 70esimo, è tempo di qualche cambio. Allora io farei riposare proprio Lobotka dopo il gol e farei entrare Anguissa, farei riposare il maestro e farei entrare Oliveira. Di Lorenzo che la può mettere dentro, invece no, la gestisce dietro per la corrente Politano. Anguissa dentro per Traoré. Altro golasso. Il Napoli è in fiducia, il Napoli gioca bene, il Napoli diverte. Traoré entra e segna perché riparte il Napoli proprio dopo il suo intervento. Eccolo qui ancora Di Lorenzo, instancabile, un motorino, il capitano del Napoli. Guardate qui, ad ampie falcate sulla fascia, questa volta la mette al centro per Traoré. Autogol. E Di Lorenzo giustamente esulta perché il cross parte da lui. Prestigio di gambe, fallaccio su di lui e finisce qui 6-1. Che partita dominata in lungo e in largo dal Napoli di Superalla.
e quindi ci godiamo questo debutto alla grande, alla prima di Champions. Gioca partita Cremonese-Napoli. Allora vorrei provare a simulare o in qualche modo giocare soltanto i momenti clou della partita. Gioca solo attacchi o gioca solo momenti clou? Vediamo, gioca solo attacchi. Proviamo questa nuova modalità in maniera tale che non giochiamo tutte le partite. Vediamo. Batte la Cremonese. Ok, ecco qua, Napoli in attacco al 21esimo. Palla per Benzema. Ora Benzema che non perde il pallone, adesso sì, hai perso palla e quindi mannaggia la miseria. È difficile, 33esimo, Napoli in attacco, 2 contro 1. Vediamo. Oh, qui ancora Benzema, non deve perdere il pallone, Benzema, il Napoli. Perde un autopallone Benzema. Mannaggia miseria. Occasione di cross per il Napoli. No, non la posso bruciare come chance. Palla dentro, eccolo qui. Benzema! E arriva il gol di Karim Benzema. Karim The Dream perde 2 palloni, ma al terzo ti punisce. Napoli si invola in solitaria. Mamma mia! Siamo da soli. Karim The Dream sceglie il gol della merda. Non ci credo, sono la vergogna più totale, più assoluta. Ho vinto 1-0 solo con quel gol di Benzema. Ma vi giuro, se avessi pareggiato la partita alla fine, perché il gioco decideva di farmi pareggiare, non sapete cosa avrei fatto. E andiamo, altra partita vinta. Ci può stare come modalità. Qui vedo un big match. Napoli-Milan, ragazzi, sarà l'apertura del 6º episodio della carriera allenatore col Napoli. Quindi Waiu, finisce qui il 5º episodio della carriera allenatore. Avete visto un bellissimo esordio in Champions League. Avete visto la prima vittoria del primo big match di questa stagione con la Juventus. Ce ne sarà un altro di big match, ma solo al prossimo episodio, Napoli-Milan. Quindi ragazzi, che dire, supportate questa serie, supportate questo episodio, tanti like, iscrizioni al canale, commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Waiu e sempre forza Napoli.